Si va in partenza per la quinta corsa al premio Occhetta Gym, sono in 9-4 anni al via. Corsa molto molto bella, 1 a testa alta da 2 Arcobaleno, 3 del Dei Veltri, 4 Attalo, 5 Arizona Jet, 6 Astrid Trio, in seconda fila 7 Asia, 8 Annina, 9 Africa Jet. Favorita Arizona Jet nei confronti di Asia, quote comunque molto molto vicine. Si ritrae dall'ala Astrid Trio, dallo scomodo 6, poi galoppa anche. E allora si parte con lotta per il comando, Arcobaleno e Adel Dei Veltri che vanno in lotta, all'esterno anche Attalo molto veloce, con in mezzo alla pista Arizona Jet. Passata Adel Dei Veltri nei confronti di Attalo e di Arizona Jet. Sbaglia Attalo ad imboccare la prima curva e allora Adel Dei Veltri resta al comando, va a presentarsi Arizona Jet che presumibilmente 4, otterrà il Attalo via libera. squalificato. All'esterno Annina si trascina Africa Jet, è chiusa ultima allo steccato Asia. 15 per i primi 200 metri in decelerazione, passa Arizona Jet senza colpo ferire nei confronti di Adel Dei Veltri, che ovviamente preferisce agire di rimessa alle spalle della figlia di Naglò, che passa i primi 400 in 32. Riprende in mano ora Nando Pisacane, insalchi a Arizona Jet, passa i primi 600 metri con un paletto comodo, risale per gradi Annina trascinandosi Africa Jet, si sposta dai birilli Asia, che si mette in terza ruota. 15,5, la curva di sinistra, si viene davanti alle tribune, eccola che arriva Asia e va a fare match con Arizona Jet. Paletto in 15 davanti alle tribune, insiste Asia e prende in contropiede Arizona Jet, passa di parziale Asia nei confronti di Arizona Jet che ora segue. Al comando però c'è Alessandro Gocciadoro con Asia, 15,6 km, arriva adesso Annina, la quale insiste allo scoperto, all'attacco della battistrada, cala Arizona Jet, si mette in terza ruota Africa Jet che prova ad aggirare Annina, non dà respiro ad Asia che passa in 1,31 i primi 1.200, attaccata da Africa Jet, Annina che ripiega in corda, è scomparsa invece una deludente Arizona Jet lungo l'ultima curva, Asia in vantaggio, Africa Jet che attacca all'esterno, poi Annina, l'ultima curva passata in 14,6, in vantaggio Asia, Africa che insiste all'esterno, Asia che è un po' stanca, si ributta di dentro Annina che ha ricaricato le pile, al largo c'è sempre Africa Jet in 3 a lottare con Africa che va su Asia di dentro Annina, Africa Jet passa nei pressi del palo nei confronti di Annina e Asia, finite molto vicine, ma il successo è tutto per Africa Jet, René Legati, Alessandro Raspante, la scuderia Indal ai colori. 2 su 2, pieno per quello che concerne le prestazioni di Africa Jet da quando è arrivata alle dipendenze di Alessandro Raspante e sotto i colori della scuderia Indal il successo del numero 9 Africa Jet che corre all'attesa di rimessa alle spalle di Annina. Sul palo passa nei confronti di Asia che è battuta anche da Annina per il secondo. Il successo è tutto per la figlia di Naglò e Seredova Power, René Legati, Alessandro Raspante, la scuderia Indal, la connection di Africa Jet.